Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Oggi parliamo ancora di sicurezza, di sanità della pandemia che morde soprattutto nel Friuli occidentale, che in regione al momento è il territorio più colpito per quanto riguarda i contagi, soprattutto in relazione alla popolazione. Siamo nella sede della CGIL di Pordenone in compagnia di Pierluigi Benvenuto, che è il responsabile del comparto della sanità del sindacato, appunto per provare a capire qual è il momento critico, difficile. Va avanti naturalmente da tanti mesi, però adesso forse possiamo dire, Benvenuto, che siamo nel momento forse più critico della pandemia, al di là di quello iniziale, ecco, che aveva fatto molta paura. Sì, effettivamente questo momento è il momento più critico dal punto di vista della pressione sulla sanità, sugli operatori, sui cittadini. E a differenza delle prime ondate dove la cosa era nuova, dove si è cercato di, come dire, di affrontarla con le conoscenze di quel momento. Adesso la situazione è veramente pesante, pesante perché i numeri di contagi ormai i dati sono quotidiani, li conosciamo e sono veramente elevati. Le strutture sono in grossissima difficoltà, sia quelle che stanno seguendo direttamente i pazienti ricoverati con Covid positivi, quindi vuol dire le due medicine dell'ospedale di Pordenone, la pneumologia che ormai da settembre che è aperta come reparto Covid, purtroppo anche la terapia intensiva, ma la ricaduta è anche su tutto il resto delle strutture ospedaliera e quella territoriale. Gli altri reparti ospedalieri hanno bloccato le attività chirurgiche, i reparti chirurgici stanno accogliendo i pazienti delle medicine, quelli non positivi al Covid, con la conseguenza che c'è la riduzione di attività chirurgica. Questa settimana hanno riaperto le attività chirurgiche solo per le urgenze, che le hanno sempre mantenute ovviamente, ma per gli interventi oncologici. Tutto il resto è fermo. Questo per il sistema sanitario non va bene perché purtroppo ci sono anche altre patologie e nel territorio non va certamente meglio. Abbiamo un'RSA che è quella di Magnago, che è Covid, che è piena, abbiamo altre RSA che sono lo stesso in difficoltà e il territorio non riesce a garantire quell'assistenza che dovrebbe garantire ai cittadini che sono a domicilio e che quindi hanno grosse difficoltà. Ecco, proprio da lì ripartiamo perché naturalmente tanti contagi, tante le persone che si infettano, molti si ammalano, anche naturalmente hanno bisogno di cure a volte domiciliari, a volte del ricorso all'ospedale, alcuni si sentono un po' abbandonati a casa nel momento in cui hanno un responso di tampone positivo, ma è perché il sistema è veramente ridotto all'osso, si fa fatica a essere anche contattati. Sì, il Dipartimento di Prevenzione, e qua apro e chiudo una parentesi, personalmente ringrazio tutti gli operatori del lavoro che stanno svolgendo quotidianamente, 7 giorni su 7, però in questo momento il sistema è saltato, non c'è più, con i numeri di contagi che ci sono, non sono più in grado di fare il tracciamento, ma neanche contattare le persone positive. Ormai si lavora con il buon senso di chi viene contagiato, del mettersi in isolamento, di prenotarsi purtroppo un tampone quasi sempre in una struttura privata perché il sistema sanitario pubblico non riesce più a garantire i tamponi adeguati a scadenza della quarantena, però la difficoltà è elevatissima e questo va a incidere sicuramente, senza ombra di dubbio, su tutto, tutto il sistema del controllo della pandemia ormai è sfuggita di mano a tutti. Insomma, Pordenone purtroppo per l'ennesima volta è la Cenerentola di questa regione. Ecco, dice la Cenerentola perché? La Cenerentola perché è quella che non è intervenuta nei mesi, in questo ultimo anno e mezzo, quando si poteva intervenire con l'implementamento di organico, perché il personale sicuramente noi scontiamo, ma questo lo scontano tutti, le persone sospese, scontiamo il contagio come dicevo prima, ma scontiamo una carenza d'organico in tutte le strutture sia ospedaliere sia territoriali sia nel Dipartimento di Prevenzione, una carenza d'organico che è strutturale, che è cronica. Quello che abbiamo chiesto in questi mesi, in questo ormai anno e mezzo più
di pandemia alla direzione di questa azienda, quello che non ha mai voluto ascoltare nell'implementare l'organico. Oggi forse saremo in una condizione migliore. La risposta spesso è stata quella che infermieri, perché di fatto di questo parliamo soprattutto, non se ne trovano. Anche qua però sfatiamo questo favola, nel senso che è vero, infermieri si fanno fatica a trovare, però quando abbiamo graduatorie a tempo indeterminato, graduatorie a tempo determinato di persone, chiamiamole, perché devo ricordare, io forse divento noioso, ma ricordo che esiste una graduatoria di infermieri a tempo indeterminato di 120 persone, non tantissime, però insomma 120 persone sono in graduatoria a tempo indeterminato. L'azienda è arrivata ad assumere fino a 72, vuol dire che ce n'è altre 50, quasi 50 persone che sono in attesa di chiamata. Allora chiamiamole, arriveranno 10, 20, 30, non lo sappiamo se non lo facciamo. Non possiamo sempre nasconderci dietro il dito dove si dice manca, non se ne trova. Se ci sono, chiamiamoli. Se questi sono già occupati, che probabilmente hanno già trovato altre soluzioni, però se aspettiamo ancora un po' non le troveremo più e quindi ci nascondiamo sempre dietro questa cosa che manca. Quando c'è però bisogna assumerli e non possiamo permetterci di perderli. I rapporti con l'azienda sanitaria, con ASFO, sono un po' complicati oramai da mesi. Voi avete chiesto anche le dimissioni, la rimozione addirittura del direttore generale Joseph Polimeni. Insomma, qual è la situazione, gli ultimi tavoli di confronto anche dal prefetto? Insomma, cosa hanno portato? Una conciliazione, seppur in parte? Allora, anche qua non può essere che per poter portare a casa un risultato minimo che però ci permette di tenere aperto un dialogo, bisogna arrivare dal prefetto. E in un anno e mezzo, 2 anni di gestione dei Polimeni, siamo stati dal prefetto 3 volte. Non è mai successo in 25 anni di attività sindacale che faccio che siamo andati dal prefetto in un anno e mezzo 3 volte. Quindi la criticità del dialogo, di trovare delle soluzioni, di provare a condividere anche la soluzione dei problemi è sempre lì ferma. Oggi tutti quanti dicono, dal sindaco di Pordenone e non solo a tanti sindaci di questa provincia, che la gestione del direttore generale è stata fallimentare. O la politica regionale ne prende atto il prima possibile e forse riusciamo a cambiare qualcosa, o se no saremmo destinati a continuare in questa gestione che è pessima. Ho parlato della carenza di organico che va avanti da tempo, avete chiesto le assunzioni e l'ha detto, adesso ci si mettono le sospensioni a cui ha accennato poco fa, in più ci sono anche i casi dei sanitari che si stanno contagiando nuovamente probabilmente per questa variante Omicron. Ecco, qual è la situazione attuale dell'organico della nostra sanità oggi? La situazione attuale è una situazione di un'assenza tra sospesi e contagiati di più di 150 persone, su un organico già ridotto. Chi rimane purtroppo si fa turni su turni, ormai le persone che fanno il turno, che fanno le notti, smontano il giorno della smontante notte e il giorno dopo sono già in servizio, non ce la fanno più. Io ogni giorno ricevo telefonate di operatori, che siano questi infermieri, operatori sociosanitari, di altre figure professionali che sono stanchi. Il contagio di Omicron sicuramente vale per tutti, però su un soggetto stanco, su un soggetto che comunque utilizza tutte le tutele di prevenzione nel posto di lavoro, il rischio, come dire, dell'errore anche nel spostare la mascherina, insomma, è il momento in cui cade il contagio, insomma. Quindi lavorare in questa situazione non si dà né sicurezza negli operatori, ma soprattutto agli utenti e ai cittadini, insomma. Questa è la denuncia che continuiamo a fare, speriamo di essere ascoltati. Ecco, è quasi scontato chiederle qual è l'umore di chi lavora negli ospedali, nelle RSA, nelle cure domiciliari. È scontato che insomma ci sia preoccupazione, un po' di frustrazione anche. Molto spesso sono stati chiamati eroi, molto spesso insomma sono stati additati come dei salvatori, però forse a questo punto sono veramente esausti, immagino. No, immagina giusto, sono stanchi, sono esausti, in qualche caso si arriva anche alla depressione, c'è gente che ha il rifiuto ormai di entrare in una struttura sanitaria perché veramente non ce la fa più.
il sentirli, il vederli negli occhi, leggere la stanchezza, vedere la stanchezza di queste persone è veramente frustrante anche per noi che facciamo quell'attività sindacale, che dovremmo cercare di tutelare queste persone, tutelare loro e tutelare la sanità pubblica di questa provincia. Questo è quello che fa più male, fa male a noi, ma fa soprattutto male a chi lavora, perché continuano a lavorare con molta dedizione, con molta etica professionale, mettendo cuore, anima e tutto nella propria attività, però non vedono risposte. Quando si vedono che hanno fatto uno sforzo enorme nel 2021 per fare la propria attività, finire le proprie attività ordinarie, andare a vaccinare e trovarsi a fine dell'anno che tutte quelle ore fatte fuori orario per vaccinare, perché ci credono a questo strumento, per il bene dei cittadini, si trovano a sapere che ad oggi 3 mesi del 2021 non verranno pagate queste ore perché la Regione non è intervenuta con un finanziamento corretto e dedicato, fa molto male. Anche lì sulla trattativa poi con l'azienda sanitaria, come si è rimasti, ecco, per quanto riguarda il pagamento di questi straordinari? Si è rimasti che ci si dovrà rivedere nelle prossime settimane. Nel frattempo la direzione chiederà all'assessore regionale Riccardi di mettere la differenza economica per poter pagare queste persone. Parliamo del 2021. Dal 2022 hanno ricominciato, stanno affrontando una campagna vaccinale con tanta stanchezza, ma vanno perché credono in questo strumento e soprattutto perché la vaccinazione è quella che ci permetterà di uscire da questa situazione. Però chiedono anche di essere rispettati nei loro riposi e di essere rispettati anche nel giusto pagamento di questa loro attività aggiuntiva che fanno quotidianamente. E allora di questo, di vaccini, di Novax e anche dell'utile naturalmente fatto da ASFO lo scorso anno di 9 milioni di euro parleremo nella seconda parte di Screenshot, ancora con Pierluigi. Benvenuto, a tra poco, restate con noi. Seconda parte di Screenshot, siamo in compagnia di Pierluigi Benvenuto nella sede della CGIL di Pordenone, responsabile del comparto sanità. Nella prima parte di trasmissione abbiamo toccato vari temi ed eravamo rimasti con il tema del corrispettivo, degli straordinari, insomma di quanti hanno lavorato sodo naturalmente in questi anni di pandemia, dei dissapori anche con ASFO e ripartiamo da qui, questo utile da 9 milioni di euro dell'azienda sanitaria l'anno scorso che vi ha fatto molto arrabbiare, come abbiamo sentito, magari non ci sono sempre i soldi per pagare gli straordinari di chi ha lavorato, però questo bel gruzzoletto di utile è stato fatto e messo da parte, questo insomma ha fatto arrabbiare molti. Sì, ha fatto arrabbiare subito appena abbiamo saputo della chiusura del bilancio 2020 con un utile di 9 milioni di euro, ci hanno fatto veramente arrabbiare perché in un anno così particolare di pandemia dove noi chiedevamo l'implementazione dell'organico, chiedevamo l'investimento sulla formazione del personale, chiedevamo di mettere a disposizione il più possibile i dispositivi di sicurezza per evitare i contagi e quant'altro, si scopre 9 milioni di utili. Questo non va bene. E non va bene soprattutto che poi il direttore li dia alla regione per dire che non, essendo di competenza regionale, avendoli risparmiati, li torno a dare alla regione. Non è che può, come dire, essere una scusante che poi la regione ha detto ma verranno reinvestiti nel territorio. Il problema è che il 2020 li abbiamo persi perché non abbiamo fatto gli investimenti corretti che dovevano essere fatti, nonostante le sollecitazioni, nonostante tutto quello che noi abbiamo detto, ma quando diciamo noi, il personale che lavora in prima linea dice che mancano i dispositivi di sicurezza, manca personale, manca la formazione. Questi non l'hanno fatto, però hanno risparmiato 9 milioni.
adesso mancano i soldi per pagare chi è andato a vaccinare. Qual è la sensazione per il 2021? Insomma, si ripeterà un altro grande utile o in quest'anno invece ci sono stati fatti degli investimenti più importanti? Ma dalle notizie che abbiamo sembra che anche il 2021 si chiuda con un utile di bilancio. Adesso dire quanto non sono in grado di fare questo tipo di previsione, però si parla di qualche milione di euro anche il 2021. Capite che allora errare è umano ma perseverare è diabolico. E se la politica non tiene conto del continuo perpetrare di questi errori, di questi comportamenti, di questa direzione, cosa dobbiamo aspettare che succeda il disastro, che quindi si prenda una decisione? A me dispiace sentire l'assessore regionale Riccardi a dire che questo non è il momento di mettere in discussione l'assessore perché c'è il momento di fare le vaccinazioni. Sì, sono d'accordo che il momento di fare vaccinazioni è il momento di affrontare questa quarta ondata di pandemia in maniera compatta e coesa. Però se chi conduce la nave è il primo a saltar giù dalla nave e lasciare che la nave vada per conto suo, capite che è frustrante e non va bene. O c'è un cambiamento di rotta o c'è veramente una soluzione radicale del problema, o se no noi saremmo destinati ad affrontare anche il 2022 con quelle alle stesse condizioni. Non c'è solo il Covid, purtroppo, ci sono anche tante altre malattie, lo ha detto prima, insomma, le cure, gli interventi, la domiciliarità, l'assistenza territoriale che vanno portati avanti tutti i giorni. C'è un altro grande tema che è quello delle guardie mediche che sembrano sparite, non ci sono più ed sono un servizio al quale molte persone, soprattutto nei giorni festivi o nei posti un po' più lontani dagli ospedali, si rivolgono. Ecco, queste guardie mediche sono sparite, abbiamo visto a Cloud, si fa fatica anche però anche a Pordenone stessa. Ecco, qual è la situazione? A chi ci si deve rivolgere quando si sta male? Esatto, le guardie mediche è uno strumento, è un professionista che è fondamentale soprattutto il fine settimana e soprattutto nelle ore notturne per affrontare quei problemi sanitari che non serve andare in pronto soccorso. Se manca la guardia medica abbiamo i pronto soccorsi intasati perché la persona che sta male non può far altro che rivolgersi al pronto soccorso con una situazione, come si diceva prima, di ingolfamento dei pronto soccorsi già purtroppo per il Covid e non solo, e quindi si va a rischiare le persone che stanno male, che poteva essere evitato l'andare in pronto soccorso, rischiano di prendersi anche il Covid, perché purtroppo abbiamo tante persone in attesa di pronto soccorso che sono positivi. La Guardia Medica è una professionista fondamentale. Non si capisce perché il problema della guardia medica sia uscito in questi 2 anni, perché fino a 2 anni fa il problema delle guardie mediche erano sempre state garantite. Adesso, con l'arrivo, adesso non vorrei dire che la colpa è sempre di Polimeni, però è una casualità, secondo me no. Secondo me anche su questa vicenda non è stata fatta le dovute politiche sanitarie per quanto riguarda le guardie mediche. Ecco, sicuramente appunto abbiamo detto c'è questa preoccupazione nel non sapere a chi rivolgersi, anche i medici di famiglia, sempre molto disponibili, però si sono chiusi un po' in loro stessi, come dire, perché hanno paura che naturalmente arrivi il contagio in ambulatorio. Certo, se si ammalano loro diventerebbe un problema grande. Il pronto soccorso è quasi off limits, le guardie mediche abbiamo detto ci sono e non ci sono. Ecco, resta questa grande preoccupazione nel non sapere veramente a chi rivolgersi. Ci sono gli anziani, ci sono le RSA, anche lì sappiamo che c'erano fino a qualche mese fa dei problemi importanti su Pordenone, su Roveredo. Qual è la situazione? A Sacile, adesso forse riconvertite anche queste in reparti Covid, insomma i nostri anziani dove vanno? Guardi, i nostri anziani dove vanno? Anche qua adesso non voglio entrare in un campo che non conosco direttamente, che è quello dei medici di medicina generale, anche perché come dire, anche lì ci sono le persone sono diverse, però anche loro sono veramente impegnati con questa pandemia. Gli anziani, quelli che sono già presi in carico dal sistema del servizio sanitario, sono comunque seguiti dal servizio domiciliare, e anche qua devo dire la verità che questi infermieri del domiciliare sono in prima linea e danno l'anima per cercare di non ospedalizzare queste persone. Sicuramente il sistema come dire, è fragile e sta crollando. L'RSA, lo diceva bene lei prima, Magnago è un RSA Covid, Sacile sappiamo le dinamiche
è aperta, non dico per modo di dire perché è parzialmente aperta, c'è in piedi la vicenda dell'appalto, stessa cosa vale per Pordenone, che mentre quella è chiusa ormai da quest'estate, quindi sono tutti posti letto intermedi dove si potrebbe tranquillamente mettere le persone fragili che non hanno bisogno di ospedalizzazione, però non sono ancora pronte a essere curate a domicilio, mancano i posti letto, quindi da qualche parte devono andare. Tutto sempre sulle spalle di chi opera quotidianamente nel servizio sanitario. Se fosse per la direzione, la situazione sarebbe molto molto peggio. Anche qua io ringrazio gli infermieri, i fisioterapisti, tutto il personale che lavora nel territorio, che sta tenendo in piedi il servizio domiciliare. Il merito è loro, non certo di chi li dirige. Il vaccino, l'ho detto lei prima, l'arma che insomma, ci ha permesso e ci sta permettendo comunque, nonostante il grande numero di contagi, di continuare a lavorare, di continuare a uscire, di continuare anche a frequentare i teatri, perché per fortuna non ci sono solo gli ospedali, ma si può andare anche a teatro. Ecco, adesso con questa variante si parla già di un nuovo vaccino contro Omicron, quindi la campagna vaccinale pare che dovrà essere insomma costante, si dovrà sempre aggiornarsi, anche qui serviranno risorse, serviranno le persone che vaccinano. Ecco, da questo punto di vista che preoccupazione dà la tenuta del sistema? Da questo punto di vista, visto come io non voglio mettermi nella schiera degli esperti perché ne abbiamo già tanti, però da quello che si legge, da quello che si sente, questo vaccino dovrà essere ripetuto anche una quarta dose probabilmente. Allora, nell'emergenza si è affrontata con l'impegno delle persone, però se la campagna vaccinale proseguirà tutto il 2022 e vediamo se proseguirà anche, dovremmo pensare in maniera seria a dedicare personale a vaccinare. Non può essere, come dicevo prima, che il personale fa la sua propria attività o di mattina o di pomeriggio e poi la mattina o il pomeriggio va a vaccinare o nei giorni di riposo, perché è impensabile dopo un anno di vaccinazioni. Ricordo, le vaccinazioni sono partite il 3 di gennaio dell'anno scorso, quindi siamo più di un anno, continuare per tanto tempo con lo stesso personale non è umanamente possibile mantenere questi ritmi. Dal punto di vista dei rapporti con gli altri sindacati, avete fatto molto squadra con il Nursind, con la UIL, la CISL era insomma con voi nelle prime parti della battaglia, poi si è un po' smarcata. Ecco, qual è il fronte dei sindacati oggi sul tema sanità a Pordenone? Ma guardi, il tema del fronte sindacale, devo dire la verità, fin da subito con Will e con Nursind abbiamo, come dire, avuto gli stessi obiettivi, le stesse, come dire, percorsi, condividendo dall'inizio alla fine. Diceva adesso lei, la CISL ha iniziato, si è staccata, è ritornata, poi si è staccata. Io non mi permetto di criticare altre organizzazioni sindacali, insomma, ognuno fa le proprie scelte. Io credo che l'organizzazione sindacale deve pensare al bene dei propri iscritti, dei lavoratori iscritti e non iscritti, di chi lavora in prima linea. Il sindacato della sanità, oltre che pensare agli iscritti e ai lavoratori, deve avere una visione sui cittadini, sul sistema sanitario, non può essere solo un qualcosa di parziale che è il lavoratore, deve contemperare sia chi lavora, le giuste tutele, i giusti diritti, ma anche i cittadini. Se manca personale, e l'obiettivo è quello di avere personale, se il personale lavora bene, di conseguenza abbiamo un ottimo servizio. Se manca personale, se il personale lavora male, di conseguenza avremo un servizio che non funziona. Grazie allora a Pierluigi Benvenuto, responsabile della sanità, funzione pubblica della CGIL di Pordenone, buon lavoro, in bocca al lupo e speriamo insomma che le cose possano se non altro migliorare anche per i tanti operatori sanitari a quale va il ringraziamento di tutti. Sì, e viva il lupo e anch'io grazie a Telefriuli e grazie a tutte quelle persone, donne e uomini, professionisti che lavorano in ambito sanitario che stanno dando veramente il massimo in questi
sempre, ma in questi 2 anni in modo particolare. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani sera, arrivederci.